Noi ci approcciamo a queste elezioni non solo dal punto di vista amministrativo, ma hanno per noi una valenza prettamente politica. Quello che noi chiediamo alla società sarda è un'adesione non solo a un progetto di amministrazione, ma a un progetto politico che noi appunto vediamo nella realizzazione della Repubblica Sarda Indipendente. Anche l'IRS guarda con un occhio attento alle prospettive turistiche. Sì, io vorrei tracciare un breve profilo storico su quella che è la provincia di Oristano. È un territorio che negli anni 70 ha visto un movimento popolare molto forte, trasversale a tutti i partiti politici, per richiedere la centralità istituzionale di questo territorio, del territorio storico del Giudicato di Arborea. Oristano in quel periodo viveva sull'onda del boom economico, il suo tessuto produttivo era sicuramente variegato, molteplice, capace di recepire quegli input di trasformazione socio-economica. Questo territorio voleva ridare voce e voleva contare di nuovo nel contesto sardo. Aveva bisogno di una sponda istituzionale e tutti questi sogni si sono infranti. Si sono infranti in un territorio che lentamente ha visto la terziarizzazione e un lento burocratizzarsi di tutte queste istituzioni che altro non avrebbero dovuto fare che creare quei beni collettivi, quei beni che servono al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. E la nostra provincia, mi spiace dirlo, ne ha prodotti pochi e di pessima qualità, dalle infrastrutture alla valorizzazione dei prodotti, alla valorizzazione del tessuto produttivo. Turismo di passaggio, Oristano. Sì, qua c'è da dare qualche dato sulle infrastrutture. Gli indici di infrastrutturazione stradale dicono che nel 2001, sono dati Istat, fatta 100 la media italiana, la Sardegna era al 64%. In 6 anni di governi amici, che sono quella tipologia di concetto che cercano di farci assorbire, per cui se a Roma governa Berlusconi e a Cagliari governa Pili, sicuramente ci tratterà bene. Idem se a Roma governa Prodi e a Cagliari governa Soru, sicuramente ci tratterà bene. Nel 2007 quest'indice è sceso al 45%. Questo per dire con molta chiarezza, ed è il dovere di un indipendentista di IRS, che l'interesse nazionale italiano è diverso dall'interesse nazionale sardo. Il DPF, il documento di programmazione, ha dato alla Regione Sicilia 5 miliardi di euro per investirli nelle risorse infrastrutturali, alla Sardegna 18 milioni. I sardi si sono uniti per andare a chiedere a gran voce una ripartizione più equa, non hanno ottenuto niente, ma è da dire con chiarezza che l'interesse nazionale italiano è diverso da quello sardo. Sì, i nostri sostenitori, i nostri attivisti, i nostri elettori sanno che l'indipendentismo moderno è aperto al mondo e maturo di IRS sta crescendo. Quindi l'appello che rivolgo è a continuare a sostenerci. L'indipendentismo di IRS vuole chiedere credibilità e sta lavorando per questo nel territorio, con i centri di attività, i centri di elaborazione, tutto il lavoro che faticosamente nelle nostre scelte quotidiane indipendentiste, non violente e non nazionaliste facciamo giorno per giorno. Sì, Alessandro, questo aspetto immagino che l'IRS... Certo, IRS ha sempre fatto delle battaglie per i diritti nazionali dei sardi, tra cui quella delle energie rinnovabili, dove i contratti che vedono lasciare sul territorio un misero 2% vengano appunto rivisti e si parli almeno di un 50% per le comunità.